po' meglio. Che bello, riesco a volare. Mi sento così leggera. È come essere dentro un sogno. Mi posso muovere senza dover camminare. Solo che ancora non ho imparato molto bene, specialmente quando devo curvare. Ecco. Così va un po' meglio. Ah, quella sono io, con papà e mamma. Sono i genitori più bravi e più belli del mondo. Ecco, vedi, basta un po' di vento che subito vengo portata via. Quella sono sempre io con Wizzy. È la cagnolina più bella e più simpatica. Che fatica però. Ma come faranno gli altri a volare così bene? Che stavo dicendo? Ah, Wizzy. Wizzy è la mia cagnolina. Io e lei siamo nate lo stesso giorno. Abbiamo lo stesso segno. E come dice papà, anche lo stesso caratterino. A proposito, Wizzy, dove sei? Wizzy, sono io, sono tornata a casa. Ma dove ti sei nascosta? Dai, vieni fuori che ti devo raccontare una cosa. Sapessi che mi è successo oggi? Dove sei, di sopra? Guarda che tanto posso fare le scale in un attimo, Non è più come prima, adesso ti faccio vedere. 1, 2, 3, salto! Vedi? Mi basta pensare di essere in un posto e sono subito lì. Wizzy? Dai, vieni fuori, Wizzy! Ah, eccoti finalmente! Che cosa fai lì? Lo sai che se ti vede la mamma ti sgrida? Non devi stare sul letto, scendi subito di lì. Ehi, ti ho detto di scendere. Tanto lo so che mi puoi sentire. Dai, Wizzy, obbedisci. Scendi immediatamente. Brava. Adesso vieni qui. Ehi, ma dove vai? Aspetta, ti devo dire una cosa. Ah, ecco perché hai fame. Certo, oggi nessuno ti ha dato la pappa. Ma tu non te lo immagini nemmeno che pasticcio è successo. Tutto è cominciato stamattina. Io ero a scuola e mamma e papà in ufficio. Quando? E così la città si trasformò in un immenso paradiso per burrosoni. Le strade erano lastricate di cioccolata, i lampioni erano diventati dei bastoncini di liquirizio e dalle macchine uscivano degli nuvoletti zucchero filato. Ah, sì, che bella città che era diventata. Che dici? Può andare come favoletta da settimana? È molto carina, davvero. Sì? Sì, a me ne piacerà di sicuro. E a Flavio gli piacciono le tue favole? Lui dice che è l'unica cosa che sappia fare, purtroppo. Cosa vuoi dire? Lui pensa che sia una persona con troppa fantasia che possa prendersi tra le nuvole. Lo sai cosa mi ha detto l'altro giorno? Scrivi le tue favolette e non rompere. Davvero? Flavio? Sì. Dai, non ci posso credere. Insomma, non è che le cose vadano più tanto bene tra di noi. Pensavo che te ne fossi accorta.